Si è sentito male durante un'immersione, ha avvisato l'istruttrice risalendo a galla da solo, ma una volta arriva la situazione è precipitata e non sono bastati massaggio cardiaco e uso del defibrillatore. È stato stroncato con tutta probabilità da un infarto il 75enne padovano Adriano Albertin, agente di commercio, residente a Selvazzano Dentro, nella frazione di Tencarola. Il dramma intorno alle 13 alla baita al lago di Castelfranco, dove già in passato altri sub avevano perso la vita. In questo caso però non si è trattato di un incidente legato alla pratica sportiva, ma di un malore che ha improvvisamente colpito l'uomo impegnato in un corso di immersione insieme a un gruppo numeroso di allievi e istruttori, almeno una decina di persone che in mattinata erano arrivate al complesso al confine tra la Marca e l'Alta Padovana. Doveva essere una domenica come tante, tutto era stato organizzato con le massime cautele, ma il malore che Albertina ha avvertito non era preventivabile. Sul posto c'era anche la moglie Paola, inutili i tentativi di rianimarlo sia da parte degli istruttori che dell'equipaggio del SUEM 118 arrivato sul posto con l'elisoccorso, intervenuti anche i carabinieri di Castelfranco che hanno accertato che il dramma è avvenuto per cause naturali. Oltre alla moglie, Albertin, che era ancora molto attivo sul fronte del lavoro e aveva scoperto da poco la passione per le immersioni, lascia il figlio Andrea.